Eder McAllister. È morta. Non ho mai pensato a niente di diverso. Conoscevo Liliana dalla metà degli anni 70, in una compagnia molto numerosa di ragazzi e ragazze di un'età variabile. Io ero il più vecchio, Liliana probabilmente era tra i più giovani. Il fatto è che una volta che è passata qua davanti alla fruttivendola, non c'era una strada a sinistra o a destra dove potesse deviare. Se è arrivata lì e in quella direzione lei andava a prendere l'autobus. Liliana deve ancora essere trovata e tu in questo momento, a quanto pare, credi a Claudio Sterpin. Sì, fondamentalmente, perché anche lui lo conosco da 40 anni, non è che lo conosco da ieri. Gli credo, però purtroppo Liliana non può né confermare né smentire il racconto di chiunque. Il pensiero che lei non ci sia più, e di questo è una questione ormai matematica, no? Voglio dire. Quando nel momento in cui verrà trovato il suo corpo, potrà finalmente avere perlomeno una dignitosa sepoltura. Mentre adesso il pensiero che lei sia buttata come dell'immondizia in un bosco o in riva al mare, questo mi è insopportabile. Io ho saputo che Liliana era scomparsa giovedì pomeriggio perché è comparso un post su Facebook. Io conosco Liliana stimo a metà anni 70, che girava in compagnia insieme a un bel numero di ragazzi e ragazze, sempre e comunque restando della convinzione che lei non si è suicidata, perché da quel che io la conosco, Liliana quel che era, secondo me, è rimasta. 15 giorni senza soldi, senza documenti, vestita come uscita da casa, sono tanti giorni e sono anche tante notti. Quindi freddo, quindi tutto quel che si può pensare, no? Per cui sono nella convinzione totale che quel che si può cercare è il suo corpo. Sebastiano, quando hai trovato i messaggi di Claudio Sterpin? Questo non glielo so dire. Sono andato in questura alcuni giorni dopo, perché sul momento non mi sono accorto di queste cose qua. Comunque ho fatto una segnalazione in questura, perché molto probabilmente il giorno dopo che è venuto, da quel che ho capito, che lui è andato in questura a fare questa segnalazione, queste cose qua, che lui è andato là. E quando io sono andato in questura la sera, quel giorno, adesso non mi ricordo l'ora, sono andato lì, c'ho gli atti da qualche parte appoggiati, ho fatto questa segnalazione e basta. Il giorno dopo ho telefonato, ho parlato con l'addetto e gli ho detto: scusa un attimo, io sono passato ieri sera. Sì, eravamo già al corrente. E mi ha detto questo, basta. Era breve, 4 sillabe, 5 sillabe, così, però loro hanno preso atto nei telefoni, hanno guardato, di certezza, no, però l'unica cosa che ieri sera era venuta qua sta giornalista, mi ha detto che parlando con questo qua, e lui diceva che usavano delle comunicazioni in codice. Il tempo è passato, scusi, non voglio, è passato il tempo, non mi ricordo le date. Lili era abitudine cancellare sempre le chiamate qua e là, o quelle che faceva, quello che riceveva, perché non gli piaceva avere il telefono occupato. Io ho 500 per dire, e mi diceva sempre: ma perché non cancelli, perché non così? Lili, torna a casa, se mi senti. Non è successo niente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.